ricevi il pastorale segno del tuo ministero di pastore, abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio. Commozione e gioia nella cattedrale di Vittorio Veneto per l'ordinazione episcopale di Monsignor Fabio Dalcin, chiamato da Papa Francesco alla guida dei due più importanti santuari italiani, quello della Madonna di Loreto e la Basilica di Sant'Antonio a Padova. 52 anni, trevigiano di Sarmede, il nuovo arcivescovo, che preferisce ancora farsi chiamare Don Fabio, ha riferito di essersi chiesto al momento della nomina perché proprio io. Tra tanti sentimenti che ho visto anche riflessi sui volti di parecchi di voi, quasi di perplessità, di stupore, di meraviglia, ecco, ci sia un sentimento che prevale, che è quello della gratitudine e della riconoscenza. Monsignor Dalcin ha detto di voler essere il vescovo della misericordia anche perché Loreto e Padova sono i santuari della misericordia. Una domenica di gioia e di festa per la diocesi di Vittorio Veneto, con la cattedrale che non è riuscita a contenere i moltissimi fedeli che hanno voluto presenziare alla suggestiva cerimonia celebrata dal cardinale Hullé e da una ventina di vescovi, e dopo la celebrazione, la festa che si ripeterà stasera a Sarmede. L'arcivescovo Dalcin farà il suo ingresso a Loreto il 2 settembre, a Padova il 22 ottobre.